La maxi retata contro lo spaccio di stupefacenti a Mestre non si è ancora conclusa. Nelle ultime ore altri 2 nigeriani sono stati arrestati dalla polizia. A 2 anni e mezzo dalla scomparsa di Florina Simion, da Cazzago di Pianiga la famiglia chiede tramite il suo legale che si indaghi per sequestro di persona. La madre della giovane ieri è stata sentita dal magistrato. Autonomia, nuovo passo del percorso, trasmessa da Venezia al ministro per affari regionali Erika Stefani la proposta di legge delega per il riconoscimento dell'autonomia differenziata. L'abusivismo e la contraffazione sono 2 dei reati più denunciati dalle imprese venete, temi al centro del seminario promosso dalla Regione Veneto in collaborazione con Avviso Pubblico. Moto ondoso in laguna, rischio chi pratica vele canò perché non vengono rispettati i limiti di velocità esposti cartelli di protesta sulle bricole. Dopo il ritiro del ricorso alla consulta da parte del governo c'è ottimismo tra le file dei comitati che sostengono il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre. 2 giorni alla festa del Redentore, vento da bollino nero, disposta la riattivazione dei varchi, intanto approda in giunta il nuovo regolamento di polizia urbana che prevede anche il DASPO per i cafoni. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia, questi dunque i titoli di oggi, lo avete sentito, torniamo a parlare della maxi retata di Mestre, altri 2 nigeriani, uno a Caserta ed uno a Venezia, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato, sale così a 30 il numero di persone bloccate sulle 41 indagate. Intanto regna una calma mai vista in via Monte San Michele dopo il blitz, mentre emergono dettagli sulla figura che gestiva questa importante rete di spaccio. Sentiamo. A distanza di 2 giorni chi si trova in via Monte San Michele a Mestre fatica a credere di trovarsi proprio qui. Le strade sono ripulite, c'è un silenzio quasi tombale e un papà commenta: finalmente posso camminare con il mio bambino. I negozi sono chiusi tranne la parrucchiera da dove esce il portavoce di Zero Degrado, l'associazione nata a dicembre da un gruppo di cittadini stranieri che soffrivano tanto quanto i locali una situazione divenuta insopportabile. Sono stato minacciato come tutti gli altri, questi ragazzi quando non vuoi che fanno quello che stanno facendo ti minacciano, però alzare la voce era dovuto, perché vivere in questa maniera non dovrebbe essere accettato in nessuna parte, perché è una situazione che porta le famiglie in depressione e che crea disagi per tutti quanti. Lungo la via i controlli sono costanti. Da martedì fino a oggi che siamo qui c'è sempre stato il volante, come abbiamo chiesto, ma anche se non ci sono più dobbiamo assicurare che nessuno torni qui a spacciare, perché è così che noi vogliamo il posto, a meno che le famiglie possano respirare bene e noi possiamo anche lavorare bene. Vincent evidenzia, anche tra noi stranieri ci sono le persone oneste. È possibile restare puliti, è possibile, è quello che vogliamo, per quello che abbiamo alzato la voce a dicembre dell'anno scorso per rendere il posto pulito. La piazza deve essere pulita, che tutti possono vivere serenamente. E intanto è inevitabile chiedersi se sia davvero finita, mentre emerge la figura di Kenneth Igodaro, il 36enne nigeriano che si nasconde in Francia e da cui gestiva le fila dello spaccio mestrino e non solo. Intelligente e pragmatico, manteneva i contatti sia con il secondo livello sia con il terzo dell'organizzazione. C'erano i fidati distributori di eroina gialla e gli spacciatori di strada. Uno schema disegnato a suo tempo a tavolino in Francia, con l'intento di inondare Mestre di black jeans, come veniva chiamata in gergo l'eroina gialla, responsabile della morte di molti giovani mestrini. Siamo soddisfatti di questa operazione, ma se avessero agito prima forse si sarebbe evitata qualche morte, a dirlo i membri del gruppo Cittadini di Venezia che da 2 anni denunciano situazioni di degrado e criminalità a Mestre. Noi residenti salutiamo con grande favore questa iniziativa, per cui l'intervento straordinario di martedì per noi è stato un segnale molto positivo. Ci auguriamo che ogni martedì si ripeta questa operazione. Come membri di un comitato che si è battuto negli ultimi anni per denunciare situazioni di degrado e criminalità in determinate zone di Mestre, nell'ultimo periodo i cittadini di Venezia avevano deciso di non farsi più sentire, tanta era la delusione di non essere stati ascoltati sufficientemente.
Dopo il maxi blitz di martedì però hanno ritenuto doveroso un intervento, sia per dare il personale ringraziamento alle forze dell'ordine, sia per esprimere alcune perplessità e quindi lanciare un ulteriore messaggio agli amministratori. Speriamo che le stesse attenzioni vengano rivolte al Parco della Bissuola anziché a comunque la testa di via Cappuccina, che è ancora un pochino, e altre zone, Parco dei Villaquerini. È l'inizio è stata vinta una battaglia, diciamo. Speriamo che poi oltre a queste maxi interventi segua quella che è l'attività di vigilanza costante nel territorio che impedisca il rifiorire di queste cose. Non bisogna mai abbassare l'attenzione e secondo me è importante non sottovalutare i segnali che anticipano questi fenomeni pericolosissimi. Per cui buon lavoro e che continuino. Resta però un po' di amarezza. Perché la gravità della situazione che questa operazione eccezionale riconosce, noi l'avevamo denunciata 2 anni fa, quindi nel giugno 2016 questa rappresentazione così grave noi l'avevamo già rappresentata alle autorità, solo che al tempo e anche in seguito, in particolare l'assessore alla sicurezza, qualificarono come errate percezioni queste nostre istanze. Questa operazione dimostra che la realtà era ben più grave e forse in 2 anni si potevano evitare probabilmente questo deterioramento, ma forse anche qualche morte. Ed ora parliamo invece del contratto dei comunali. Il giudice del lavoro ha respinto il ricorso presentato da CGIL, UIL, Cobas, CSA e DICAP. Ha stabilito che l'amministrazione comunale ha operato legittimamente quando, ancora nell'agosto dello scorso anno, adottò un atto unilaterale per garantire provvisoriamente il funzionamento dell'ente di servizi ai cittadini fino alla conclusione delle trattative per il nuovo contratto decentrato dei dipendenti comunali. Il giudizio conferma la decisione che il Tribunale aveva già preso lo scorso ottobre, rigettando anche all'epoca le pretese delle sigle che denunciavano un comportamento antisindacale. L'effetto della sentenza porta a riconoscere definitivamente valido il contratto attualmente in vigore, rigettando la richiesta delle controparti di annullamento non solo dell'atto unilaterale ma anche dell'integrativo firmato nel settembre del 2017 dalla sola CISL, che ha consentito di erogare le premialità fino ad oggi. La grande festa del Redentore del prossimo fine settimana è considerata a Venezia tra quelle da bollino nero. In termini di presenze turistiche torna così sul campo un imponente spiegamento di forze per la sicurezza che comprende quelli che vengono definiti tornelli, ovvero dei varchi controllati da agenti per dirottare dalle calli più sensibili all'intasamento il flusso dei turisti in altre direzioni, senza però per questo impedire loro il raggiungere la meta desiderata. Per farlo saranno sul posto steward e totem con le indicazioni del caso, attese quasi 100.000 persone. Si avvia ad essere profondamente innovato il regolamento di polizia locale del Comune di Venezia. Tra le novità introdotte anche il DASPO di 48 ore nei confronti di chi si distinguerà per comportamenti indecorosi. Sentiamo. DASPO urbano per 48 ore a chi eccede in comportamenti indecorosi e nel caso di reiterazione degli eccessi prolungamento della misura d'allontanamento dalla città fino a 6 mesi. È solo una delle novità introdotte nel testo che innova il regolamento di polizia urbana del Comune di Venezia, la cui ultima modifica risale al 1987 e che dopo un lungo lavoro in commissione è approdato all'attenzione della Giunta Comunale. Questo nuovo documento appunto ci consentirà anche sul tema della sicurezza urbana e del decoro urbano, sia nella terraferma che nella città di Venezia, centro storico e isole, di poter allontanare soggetti che naturalmente fino a ieri non c'era possibile fare con il cosiddetto DASPO urbano. Il DASPO urbano è la misura prevista dal decreto Minniti per le aree di particolare tutela che consente al sindaco di multare e allontanare per 48 ore chi eccede in comportamenti indecorosi che in taluni casi possono essere perseguiti anche penalmente. Parliamo di una serie di restrizioni che intervengono per assicurare maggiormente il rispetto delle regole della convivenza
e del comune vivere civile. Si potrà perciò intervenire sulla ormai annosa questione dei tuffi in canale dai ponti, oltretutto pericolosissimi, o sulla materia della sicurezza urbana, con priorità allo spaccio di droga e nei confronti di coloro che verranno sorpresi nell'atto dell'acquisto di stupefacenti. Ma l'allontanamento dal territorio comunale potrà essere disposto anche per chi si bagna i piedi in canale o chi eccede durante l'addio al nubilato o celibato o feste di laurea. Esteso anche il raggio d'azione della Polizia Municipale, che potrà sanzionare comportamenti scorretti non solo in Laguna ma anche a Mestre e Marghera. In caso di reiterazione dei comportamenti, l'allontanamento potrà essere prolungato fino a 6 mesi. I tempi per le modifiche al regolamento si prevedono rapidi. Che prima riusciamo ad approvare questo nuovo regolamento e prima riusciamo a dar luogo alla sua applicazione. Mi auguro che per la fine del mese riesca ad entrare nel Consiglio Comunale e che questo venga condiviso all'unanimità. A 2 anni e mezzo dalla scomparsa di Florina Simion da Cazzago di Pianiga, la famiglia non si dà pace e vuole sapere qual è stato il destino della giovane all'epoca 25enne. Sul caso in procura esiste un fascicolo iscritto come fatto non costituente reato. I legali della famiglia ha chiesto si indaghi per sequestro di persona. Florina Simion non si era mai allontanata da casa né aveva manifestato la volontà di farlo. Conduceva una vita semplice, lavorava in una scuola, aveva pochi amici. La sua scomparsa da Cazzago di Pianiga il 23 febbraio 2016 non è stata indagata a fondo, sostiene la famiglia, che da 2 anni e mezzo chiede solo di conoscere la verità. Riteniamo che a questo punto sia doveroso, ma lo abbiamo sempre detto, aprire questo fascicolo perlomeno come sequestro di persona e indagare in ottica investigativa proprio per un fatto costituente reato. Mercoledì mattina in procura il pubblico ministero veneziano Massimo Michelozzi ha ascoltato la mamma di Florina e questo fa sperare a sviluppi ulteriori sulla scomparsa della giovane all'epoca dei fatti, appena 25enne. Richiedere, come abbiamo fatto noi, di risentire un po' tutte le persone che gravitavano intorno all'orbita della ragazza e quindi alla comunità, all'associazione culturale alla quale la signora partecipava, la ragazza partecipava. Riteniamo sia fondamentale, così come è fondamentale approfondire i contatti telefonici, perché sappiamo che l'ultima telefonata è della sera del giorno della scomparsa e poi non si è saputo più niente. Attraverso il legale, in presenza di un fascicolo per fatto non costituente reato, la famiglia si è mossa autonomamente in questi 2 anni e mezzo per cercare di ricostruire le ultime ore di Florina a Cazzago di Pianiga. Florina il giorno prima della scomparsa aveva ritirato 250 euro al bancomat, ma il giorno dopo ha fatto un acquisto di pochi euro pagandoli comunque con la carta di credito e quindi io penso che questo possa far sospettare che quei soldi li dovesse dare o li abbia dati a qualcuno nel frattempo. Quello che però vorremmo sottolineare è la necessità che si cominci anche a cercarla questa ragazza, perché di fatto dopo 2 giorni, 3 giorni da quando la ragazza è scomparsa si è fermata tutta la macchina delle ricerche. Un errore non avere proseguito le ricerche, dice l'avvocato Tigani. Deve essere indagata anche la peggiore delle ipotesi, anche se la vorremmo immaginare in salute in qualche isola sperduta. Purtroppo così non è. Una ragazza malata che prendeva dei farmaci, che non poteva allontanarsi da casa, non era mai stata da sola in vita sua. Di conseguenza, facendo 1+1, credo che solo 2 possa venire fuori. Voi avete dei sospetti evidentemente? Noi abbiamo qualche sospetto, però lo terremo per noi in questo momento. Sì, nel senso che certo che è qualcuno che gravitava intorno alla ragazza, poco ma sicuro, perché lei quel giro aveva. Tutto può essere successo, ma l'ipotesi più probabile è che qualcuno che le fosse vicino ne abbia fatto qualcosa. Continuiamo con la cronaca. Fermato e controllato nella notte un furgone a Silea. All'interno la polizia ha trovato 2 moto rubate a Venezia in cella per ricettazione, 2 cittadini polacchi di 25 e 39 anni senza precedenti. Un equipaggio della polizia stava perlustrando la zona di Silea verso le 3 della notte, quando hanno notato un furgone bianco con targa polacca aumentare la velocità alla loro vista. Inevitabile a quel punto un controllo. A bordo del furgone 2 cittadini polacchi di 25 e 39 anni, senza nessun precedente penale, che trasportavano 2 motociclette rubate nel loro furgone.
Grazie all'intuito e alla fermezza degli operatori di polizia si è riusciti a bloccare questo mezzo con a bordo 2 cittadini polacchi che occultavano 2 mezzi, 2 moto di grossa cilindrata, poi risultate provento di furto. Dopo aver contattato i proprietari delle moto, che si dovevano ancora accorgere del furto, gli stranieri sono finiti in carcere a Sant'Abona per ricettazione. Le 2 moto erano state rubate alcune ore prima in provincia di Venezia. Ad essere derubati un cittadino svizzero che aveva posteggiato la sua moto nei pressi di Piazzale Roma ed un veneziano residente a Carpenedo. I mezzi, una Yamaha e un Honda, hanno un valore complessivo di circa 12.000 euro ed erano forse destinati ad essere ricettati in Polonia. Per i 2 cittadini polacchi, in attesa di ulteriori accertamenti e della decisione del giudice, è scattato il fermo di polizia giudiziaria nel carcere di Treviso. Autonomia del Veneto, trasmessa da Venezia a Roma, la proposta di legge delega preparata dal pool di esperti nominato dopo il referendum del 22 ottobre. Autonomia, passo dopo passo, e il nuovo step arriva da Palazzo Balbi. Da qui il governatore Luca Zaia ha trasmesso al ministro per gli affari regionali Erika Stefani la proposta di legge delega per il riconoscimento dell'autonomia differenziata, in attuazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Il testo, elaborato dalla commissione di esperti nata dopo il referendum del 22 ottobre 2017, disegna, spiega Zaia, un innovativo percorso istituzionale che prevede la stipula di una intesa tra governo e regione per una legge delega che dettagli ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per tutte le 23 materie previste dalla Costituzione. La legge delega prevede 8 articoli con i principi di carattere generale, composizione e modalità della commissione paritetica che dovrà predisporre i decreti legislativi e l'ambito di attribuzione e di competenza delle 23 materie. D'altronde lo stesso ministro veneto Stefani ieri alla Camera ha ricordato: un mio obiettivo è quello di poter predisporre delle leggi per la concessione dell'autonomia, tutte separate a seconda delle regioni. Si tratta di un'autonomia differenziata e tanto deve essere differenziata anche la risposta che viene data per ciascuna. Un'Erika Stefani che oggi a Roma ha incontrato invece i governatori nella conferenza delle regioni, sottolineando una priorità fondamentale in un settore chiave anche in Veneto. È ovvio che nella stabilità dovrà essere trattato il tema della sanità, è qualcosa di estremamente delicato perché va a incidere proprio su quelle che sono le esigenze forse più basilari che per una cittadinanza, e le regioni di certo alcune si trovano anche in una difficoltà di gestione di un bilancio con risorse sempre più ridotte e dovendo fare veramente gli eroi. Ed ora invece torniamo a parlare del moto ondoso a Punta San Giuliano. Da tempo gli addetti ai lavori denunciano determinate situazioni e oggi hanno deciso di fare da solo. Vediamo come. C'è un rilevatore di velocità, ma non è sufficiente. A Punta San Giuliano, dove quotidianamente ci si allena, sono poche le persone che rispettano i limiti di velocità, con conseguenze pericolose. Questa qui è una zona 30 del centro della città, una zona in cui è necessario una grande presenza e una grande prudenza, perché qua c'è un traffico enorme, commerciale, diportistico, sportivo, che si intreccia tutto in questo brevissimo angolo. Ecco perché chi tocca con mano quotidianamente questa situazione ha deciso di apporre sulle bricole dei cartelli gialli che richiamino al rispetto dei limiti per chi vive la laguna. La maggioranza dei corsi sono rivolti ai giovani, quindi abbiamo una fascia d'età che va dai 10 ai 18 anni, dove c'è la maggioranza dei frequentatori. Poi ovviamente abbiamo anche ragazzi più grandi, e quindi su questa fascia d'età è sicuramente molto importante la sicurezza, e uscire in barca in sicurezza è la cosa fondamentale. Spesso qui, ma io dico spesso quasi sempre, quindi 9 volte su 10, siamo sempre a rischio a mettere in acqua i ragazzini con le barche, perché effettivamente il moto ondoso negli ultimi anni si è sviluppato in maniera decisamente eccessiva. Come attività economiche siamo dei promotori all'interno di quest'area e ci crediamo poi anche del fatto che il progetto del Comune per l'Onda Zero riguarda anche l'area di San Giuliano. Quindi in qualità di Presidente io non sono che contento di aderire ad un'iniziativa fatta insieme con le associazioni nautiche della Punta di San Giuliano. Ed ora ci fermiamo pochi secondi per la pubblicità.
Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Parte da Mestre l'offensiva separatista in vista del referendum del 30 settembre. Noi crediamo che si farà il referendum il 30 settembre, il 18 di luglio prossimo venturo ci sarà l'udienza conclusiva innanzi al TAR dei procedimenti promossi dal sindaco Brugnaro contro il referendum. Noi siamo fiduciosi e ritengo che il 18 di luglio sarà proprio la data ufficiale per l'apertura della campagna referendaria. Dopo il ritiro del ricorso alla consulta da parte del governo si respira un cauto ottimismo tra le file dei comitati che sostengono il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre. La sentenza del Tribunale amministrativo sui procedimenti avviati da Comune e Città Metropolitana dovrebbe arrivare la prossima settimana. Ovviamente questo ricorso al TAR di Brugnaro ha sortito il suo effetto, è quello di bloccare per 3 mesi la promozione. Noi non abbiamo fondi pubblici, a differenza del referendum per il Veneto, ci basiamo su fondi privati, ma fino a che non ci sarà ovviamente una sentenza definitiva siamo bloccati. Brugnaro ha già vinto. In agosto, riflette Marco Sitran, la gente in genere è più concentrata sulle proprie attività balneari che sui benefici del referendum. Facendo i conti ci resta solo un mese per convincere veneziani e mestrini che 2 comuni autonomi sono nel loro interesse. Per questo abbiamo deciso di cominciare immediatamente. L'abusivismo e la contraffazione sono 2 dei reati più denunciati dalle imprese venete. Di questo si è parlato a Venezia nel seminario promosso dalla Regione Veneto in collaborazione con Avviso Pubblico. L'industria del falso tra illegalità e criminalità. Si è parlato di questo nel seminario che si è tenuto a Venezia. Sono stati forniti dati allarmanti considerando che l'abusivismo e la contraffazione sono 2 dei reati più denunciati dalle imprese venete e si collocano rispettivamente al primo e al terzo posto di una classifica che comprende anche furti, rapine, usure e estorsioni. Un fenomeno importante per dimensioni che va contrastato. Si parla una cifra tra il 6 e il 7% del prodotto interno globale, è governato in gran parte dalla criminalità organizzata, comporta effetti negativi di sfruttamento del lavoro, di concorrenza sleale, di effetti anche sulla salute delle persone, si pensa ai prodotti contraffatti nel settore agroalimentare o quello dei giocattoli e dei farmaci. Dal punto di vista della repressione sono state formulate proposte di modifica della normativa per aumentare le sanzioni, per dotare le forze di polizia e la magistratura di nuovi strumenti. Dal punto di vista della prevenzione è importante sensibilizzare i cittadini. Dove c'è un'offerta esiste anche una domanda. Bisogna capire che dietro all'acquisto di questi prodotti non c'è solo un venditore ambulante, che è l'ultimo anello della filiera, molto spesso sfruttato. Risalendo la filiera troviamo complicità anche col mondo imprenditoriale legale e troviamo anche reti criminali transnazionali molto potenti e molto pericolose. Il solo mercato della contraffazione nella regione Veneto vale circa 430 milioni di euro, ovvero lo 0,3% del PIL, spiega Roberto Crosta, segretario generale di Union Camere Veneto. Fondamentale quindi è sensibilizzare i cittadini. La cultura del contrasto all'illegalità, alla contraffazione sta passando. È un percorso lungo, un percorso che non riguarda ovviamente soltanto le imprese, ma riguarda soprattutto i consumatori. Noi ci stiamo mettendo impegno assieme a tutte le altre parti coinvolte e quindi siamo fiduciosi che un passo alla volta il contrasto possa essere maggiore. La contraffazione, ha spiegato il capitano della Guardia di Finanza di Venezia, danneggia l'economia, i consumatori e l'erario. Quasi il 90% dei prodotti contraffatti proviene da paesi extracomunitari ed è un mercato che rappresenta il 2,5% del commercio mondiale. L'attività investigativa, fra l'altro, è diventata sempre più difficile con l'avvento di Internet, che rappresenta la nuova frontiera del falso e della pirateria. Da qui la nuova proposta come la modifica della normativa attuale. Siamo allo sport, doccia fredda ancorché attesa sul futuro della C Mestre. La società, nonostante gli sforzi e i tentativi degli ultimi giorni, rinuncia all'iscrizione e dice addio alla Serie C. A rendere ufficiale la notizia ci ha pensato il presidente Stefano Serena tramite una nota diffusa sul sito del club veneto. Nonostante in questi giorni sia stato fatto tutto il possibile per garantire che il progetto Mestre potesse proseguire il suo cammino nel mondo professionistico, non sono state riscontrate le condizioni adatte perché ciò avvenga, scrive Serena, che spiega come in questi giorni si sono succeduti molti incontri con imprenditori e personaggi che si sono detti interessati a rilevare totalmente o parzialmente la società
società, salvo poi fermarsi dinanzi allo scoglio delle carenze strutturali riscontrate nel territorio. Da domani si cambia, la società si attiverà con la richiesta di iscrizione al campionato di eccellenza che riporterà il Mestre a giocare al Francesco Baracca. E questa era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo prevalente sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di venerdì 13 luglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque. Sulla nostra regione infatti sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole. Possibili soltanto isolati temporali pomeridiani sui rilievi del Bellunese, ma migliorerà presto col passare delle ore. Temperature minime tra 18 e 22 gradi. Valori massimi compresi invece tra 26 e 31 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità anche sulla nostra regione, il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori, salvo per occasionali rovesci sui rilievi alpini. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 28 e 31 gradi circa. Del tutto simile la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige, anche qui infatti sarà il sole a farla da padrone con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori, salvo per occasionali piovaschi sulle aree orientali al pomeriggio. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, massime comprese invece tra 29 e 32 gradi. Per ora è tutto. Un saluto dal Meteo di Antenna 3.